Oggi, insieme con la festa di San Giuseppe, celebriamo l'inizio del ministerio del nuovo Vescovo di Roma. Fl-omelija tal-pontifikat tiegħu, Papa Franġisku wassal messaġġ qawwi fejn sostna li l-vera poter u s-servizz lejn l-oħrajn. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità. Chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere, solo qui serve con amore sa custodire. Papa Franġisku talab sabiex l-Ispiritu Santu jgħinu fil-qaddi ta' dmirijiet u biex kulħadd jitlob għalih. E chiedo la intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei Santi Pietro e Paolo, di San Francesco, affinché lo Spirito Santo accompagni il mio ministerio e a voi tutti dico pregate per me. Papa Franġisku irringrazzja lill komunitajiet reliġjużi differenti li attendew għall-qudiesa tiegħu kif ukoll il-korpi kostitwiti, kapijiet ta' stati u gvernijiet minn madwar id-dinja. Għalhekk il-Papa appella sabiex daw kollha li okkupaw karigi ta' responsabilità fil-ħajja soċjali, fil-ħajja politika u ekonomika għandhom ikunu protetturi tal-kreazzjoni. B'hekk dawn ikunu qed jimxu fuq l-istess irwol li kellu San Giuseppe. Il-Papa saħaq li dawn m'għandhomx ikunu biss protetturi tal-kreazzjoni talla, iżda wkoll protetturi ta' xulxin u tal-ambjent. Li tkun protettur, spjega Papa Franġisku, jfisser ukoll li wieħed jagħti każ l-emozzjonijiet tiegħu għax l-emozzjonijiet tal-bniedem huma l-post minn fejn jimirħu intenzjonijiet tajba u ħżiena li jistgħu jibnu persuna jew joqtuha ħażin.